Franco Bonfante, vicepresidente del Consiglio regionale. Anche sul trasporto pubblico la Lega sembra giocare da partito di lotta e partito di governo. La verità è che comunque i tagli su questo settore vengono sia da Roma col governo Berlusconi che dal Veneto, che ancora deve rispondere all'emergenza del trasporto pubblico con un risanamento, con un'immissione di finanziamenti cospicui. Sì, per esempio a luglio sono stati soppressi senza preavviso ben 27 treni, di cui 14 nell'area veronese. Sono treni regionali. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una convenzione fra Regione e Trenitalia, quindi se Trenitalia sopprime quei 27 treni, soprattutto a favore di studenti e lavoratori e soprattutto a favore delle zone periferiche del Veneto, quelle che più hanno bisogno del trasporto pubblico, vuol dire che la Regione era d'accordo. Quindi è inutile che poi l'assessore regionale trasporti o il presidente della Regione facciano finta di lamentarsi dando la colpa a Trenitalia. Vuol dire che si sono messi d'accordo Trenitalia e Regione per sopprimere quei treni, perché la Regione facendo così risparmia 1.700.000 euro, che a dire la verità è una cifra irrisoria rispetto a un bilancio regionale che è di ben oltre 10 miliardi annui. Quindi 1.700.000 euro è come per una famiglia come la nostra rinunciare a 2 euro per esempio, quindi è una cifra ridicola per togliere un servizio importante a tanta gente che ne aveva bisogno e che oggi si troverà con più problemi per andare a casa e dovrà prendersi l'auto con i maggiori costi e inquinando di più. Quindi se queste sono le scelte politiche della Regione Veneto, io non so quale possa essere una risposta forte e sufficiente. Noi cerchiamo di criticare, di protestare, di fare proposte alternative, ma ci rendiamo conto che lottiamo contro i mulini al vento.